Buonasera e benvenuti a Falò. Cresce dunque in Svizzera, in Ticino, il numero di persone che sono state vittime di abusi sessuali in seno alla Chiesa Cattolica che decidono di rompere un silenzio spesso decennale. Il processo avviato dalla Chiesa processo di revisione del passato, sta dunque dando i suoi frutti, anche se certamente sono frutti dolorosi, difficili da elaborare. È un dossier complesso, delicato, in cui è difficile trovare dei documenti e forse è ancora più difficile trovare delle testimonianze di persone che sono disposte a raccontare quello che è successo. Ebbene, i colleghi Francesca Luvini e Gaetano Agueci ci sono riusciti e tra poco vedremo il risultato del loro lavoro. Poi ne parleremo in studio con due ospiti, Monsignor Alain de Remy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, e Stefan Lobbacher, che è il responsabile nazionale per gli abusi sessuali avvenuti in ambito ecclesiastico. Partiamo con il servizio. Ho sentito il prete che mi aggrediva con grande violenza. Mi ha tolto le coperte e le lenzuola. Poi me lo sono sentito sopra e mi sono disattivato. Mentre al pianoforte, ecco, lì ha messo le mani, ha messo le dita dove non doveva e purtroppo l'ha fatto in più occasioni. Andavo a casa, salivo su in camera e mi ricordo che piangevo, che avevo proprio quella sensazione di sentirmi sporca. Mentre la mia mamma è andata a fare il caffè, lui mi ha fatto sedere sulle sue ginocchia con la scusa di guardare la ferita e non la ferita e tutto quanto. Mi ha messo dentro le dita. Probabilmente ho rimosso il momento dell'abuso per non dover rivivere una violenza che ha segnato la mia vita. Ricordo però l'odore di organi genitali, le mani del prete sui capelli e io che mi aggrappavo alle sbarre del letto. Il suono del campanile segnava le 3 di notte. La Chiesa Cattolica è nella bufera. La crisi degli abusi sessuali ha investito anche la Svizzera dopo la pubblicazione dello studio pilota condotto dall'Università di Zurigo. Sono passati 9 mesi e dal Ticino nuove vittime si sono fatte avanti. Testimoni di una storia rimasta per decenni confinata nella memoria personale. Noi ve la raccontiamo attraverso un'accurata ricostruzione che, in rispetto dell'anonimato che ci hanno chiesto, troppi ancora il dolore e la sfiducia. Dei loro abusi subiti non c'era traccia e questa è la prima anomalia che tocca la diocesi di Lugano. Parte degli archivi segreti che conservano i casi problematici per la Chiesa non si trova più. È una nota dattiloscritta che abbiamo trovato casualmente all'interno di uno dei dossier inerenti ai casi riservati che sono conservati all'interno dell'archivio segreto. Quindi ho concluso il lavoro assegnatomi, che è durato circa 10 mesi, è stato un impegno che ho svolto con il criterio evangelico della misericordia, togliendo tutti quei documenti che gettassero anche un'ombra sugli interessati. La storica Vanessa Bignasca ci mostra le parole di un sacerdote, ex bibliotecario, scritte nel 1999 quando vescovo era Monsignor Giuseppe Torti. La prova di una distruzione sistematica di documenti, ma in nome di chi? O di quale misericordia? Il concetto della misericordia
È sicuramente problematico dal punto di vista storico, perché non sappiamo esattamente quali sono i criteri che sono stati utilizzati per effettuare questa selezione. Quindi rimaniamo con l'interrogativo sull'entità dei documenti distrutti. E non c'è più questo sacerdote che ha eliminato? L'avete contattato? Ci siamo informati e la persona che si era occupata di questo spurgo è ormai deceduta e nessuno ha saputo darci indicazioni in tal senso. L'archivio diocesano è stato gestito per anni in modo casuale o quantomeno non professionale. Fra chicche e disordine lo visitiamo insieme al suo attuale responsabile, che si sta occupando della sua riorganizzazione. Questa è la famosa porta blindata dell'archivio segreto. La chiave l'ha solo il vescovo. E Lei no? Lei come archivista non ce l'ha? No, è solo il vescovo che possiede la chiave. Ma cosa contiene di così segreto? Documenti che riguardano casi di morale, casi di abusi, però non è colpa dei vescovi che hanno distrutto questi documenti. Il codice parla chiaro. Ecco, oggi hanno cambiato. L'errore non è la distruzione, questo l'ho ripetuto altre volte, ma il fatto di non aver lasciato una memoria, che anche il codice chiede. Oggi, dopo quanto emerso dal rapporto sugli abusi, nessuna distruzione di fonti sarà più ammessa. Allora però, il diritto canonico la autorizzava, 10 anni dopo i fatti o in caso di morte del sacerdote colpevole. Il codice obbligava però anche a mantenere un sommario di quanto cancellato. Altre diocesi lo hanno fatto, Lugano no. È pensabile che vengano ritrovate magari ancora traccia di queste memorie, dei documenti distrutti? No. È possibile che si ritrovino dei documenti, magari una lettera, una dichiarazione, questo sì. Ma questo elenco dei documenti distrutti no. Andiamo a Genestrerio in cerca di risposte. Negli anni in cui avvenne questa sistematica distruzione, vicario generale del vescovo Torti era Don Oliviero Bernasconi. 70 anni di sacerdozio, uomo colto e un po' controcorrente, ci accoglie nella casa parrocchiale. No, è stato un errore madornale. Ma secondo lei che cosa è andato distrutto? Le prove degli abusi? Forse questa problematica, un'altra problematica forse quella finanza e tesoro nelle parrocchie. Lei non si interessava all'archivio perché... No, io veramente... Il primo argomento è che il prete gli aveva in mano il vescovo, io avevo in mano i consigli parrocchiali. La seconda ragione è che, dico, magari se vado giù c'è qualche lettera che mi riguarda che sono troppo avanzato, che sono un mezzo eretico, cose di questo genere. Ma c'è anche un altro episodio di distruzione di documenti. In una lettera inviata nel 1995, proprio da Don Oliviero al nunzio apostolico, si legge che Monsignore Eugenio Corecco aveva dato ordine di bruciare quanto era nei cassetti del vescovo riguardante i sacerdoti. Forse solo corrispondenza personale, forse anche altro. Resta che parecchi documenti riferiti a sacerdoti cosiddetti problematici oggi non esistono. Per ricostruire i fatti, il gruppo di ricerca storico ha quindi dovuto rivolgersi altrove. Per il Ticino ci siamo direzionati verso altre tipologie di archivi, come gli archivi giudiziari. È però molto importante ricordare che i casi che sono giunti fino alla giustizia sono pochissimi. In Ticino c'è un numero minore di persone che si sono annunciate per fornire la propria testimonianza. Tuttavia confidiamo che comunque con il tempo e con un dibattito pubblico che si alimenta sul tema qualcuno possa trovare la volontà e il coraggio di raccontare una storia che è rimasta confinata per anni nella memoria personale. Anche perché è soprattutto importante per restituire il punto di vista delle persone che questi abusi li hanno subiti.
Lei quando ne ha parlato la prima volta? Io ne ho parlato con, la prima volta era con colui che poi è diventato, ecco, mio marito, e avevo quasi 32 anni, ecco. Con i genitori? No, mai, né con i miei né con nessun altro. Non so, forse c'era questa sorta di vergogna. Aveva quanti anni? Avevo 9 anni. Sua figlia lo sa? No, mia figlia non lo sa. Perché? Perché mi vergogno. Mi vergogno e mi fa rabbia che non sono stata capace di dirlo a nessuno. Pensavo che era una cosa intoccabile, no? Che quindi chi mi avrebbe creduto? Anche perché una persona della Chiesa non l'avrebbe fatta, no? E quindi non mi avrebbe creduto nessuno. Agata ed Elisabetta, 2 nomi di fantasia per 2 amiche cresciute nello stesso comune, ma che hanno scoperto solo oggi, 45 anni dopo, di essere state abusate dallo stesso sacerdote. Era il 1978 e lui nella parrocchia di Novazzano dirigeva un coro di bambine, dava lezioni private di pianoforte. Venerato dalla comunità per le sue qualità di compositore e musicista, sceglieva le sue vittime. Agata era appena rientrata dall'ospedale dove era stata in coma per una malattia acuta. La mia casa era divisa in diversi locali. Mentre appunto la mia mamma è andata a fare il caffè, lui mi ha fatto sedere sulle sue ginocchia e mi ha messo dentro le dita. Tranquillo, come se fosse naturale. Quando poi lui ha sentito che la mia mamma stava tornando, allora mi ha sistemato e niente, mi ha fatto rimettere sulla sedia. Io ho capito che c'era qualcosa di sbagliato, però sapevo anche che se l'avessi raccontato nessuno mi avrebbe creduto. Aveva proprio questa certezza assoluta che io non avrei mai detto niente. Nel silenzio dei fedeli, ma soprattutto della Chiesa, questo lupo fra gli agnelli ha potuto compiere e ripetere una lunga serie di abusi, di potere prima e poi sessuali. Le sue lezioni erano gratuite, i suoi luoghi erano locali isolati all'interno della struttura ecclesiastica. Si saliva sulla casa parrocchiale, c'erano queste scale e poi c'era la sala dove lui dava le lezioni di pianoforte e poi si era da soli. Il pianoforte io non l'ho mai imparato, lui non insegnava il pianoforte. Io ogni tanto proprio ci penso, no? E mi dico, ma come ho potuto farglielo fare, lasciarglielo fare? Elisabetta non poteva fare niente, ma chi poteva e sapeva non l'ha fatto. Perché questo religioso era recidivo. A fine anni 60 una prima segnalazione in curia aveva fatto emettere al vescovo una proibizione assoluta di ricevere ragazzi per dare lezioni. Senza successo. Nei 5 anni successivi 6 famiglie si rivolsero alla giustizia. Venne condannato, ma non andò in carcere, bensì in un ospedale psichiatrico. Questa buia pagina dell'Episcopato Martinoli è stata raccontata pochi mesi fa sul Corriere del Ticino e oggi, con le nostre ricerche, sappiamo che non era conclusa. Dopo 1 anno soltanto il sacerdote musicista ha potuto essere reintegrato come aiutante della parrocchia a Novazzano e ricominciare da capo. Io lo incendierei, scusate, ma lo incendierei.
questa cosa di sapere che lui aveva già sbagliato, no? E non è stato fatto niente. Era una persona malata, adesso senza nulla da togliere, però chi sbaglia deve pagare e lui non ha pagato. Aveva un tutore il sacerdote colpevole. Era la condizione alle sue dimissioni dall'ospedale psichiatrico. Il prevosto di Novazzano di quegli anni avrebbe dovuto controllarlo su richiesta della curia stessa. Ma è solo 4 anni dopo che possiamo leggere in una lettera del vescovo al prete: «Sono contento che rinunci a dare lezioni di piano nella tua casa. Ritengo che sia la cosa migliore per te e anche di fronte agli altri». Perché fino ad allora tutti tacquero. Torniamo dal parroco di Genestrerio. Io l'ho fatto venire qualche volta qui a suonare organo e anche mi pare una volta con la corale. Ma io sono sempre stato presente. E che lui insegnava di nuovo alle bambine a suonare. Ancora dopo. Sì. E questo no, questo no. Io credo, ma ho un po' l'impressione che questi casi purtroppo non ne vedevano fino in fondo la gravità, la pericolosità. Questo che vi abbiamo raccontato è un caso paradigmatico per l'agire della Chiesa. È emerso in modo chiaro dallo studio condotto dalle professoresse Mayer e Doman dell'Università di Zurigo. Dopo quanto fatto in Francia, Germania, Stati Uniti, anche la Svizzera ha messo in luce le responsabilità del clero che, tacendo, ha favorito il ripetersi di abusi sessuali. Il vantaggio del metodo storico che abbiamo adottato noi è che ci permette di avere una visione più ampia, di guardare anche alle sfumature di grigio e ai cosiddetti cold cases, ai casi che forse non sono mai stati completamente risolti. Alcuni casi di abuso li abbiamo analizzati più da vicino e potuto illustrare in quali condizioni avveniva l'abuso e come reagiva la Chiesa. E quindi abbiamo ricostruito i meccanismi di insabbiamento e di occultamento, la protezione dei colpevoli e il tentativo di far sì che le vittime stesse si assumessero la colpa, non dicessero nulla e soprattutto non sporgessero denuncia. Selbst die Schuld auf sich nehmen, nichts sagen und sicher keine Anklage stellen. Sono risultati difficili anche per i vescovi stessi, che, va sottolineato, sono stati loro a chiedere che si realizzasse un'inchiesta indipendente. Ora si devono confrontare da vicino con quella che forse è la più grande crisi della Chiesa cattolica in epoca moderna. Da una parte abbiamo visto che purtroppo anche la Chiesa luterana in Germania fa gli stessi numeri quasi, la Chiesa evangelica in Svizzera anche sta facendo la sua indagine. Noi abbiamo avuto, meno male, il coraggio di chiedere uno studio storico perché non avevamo i mezzi noi di indagare nei nostri archivi per capire come sono state le dinamiche. E dunque questo passo l'abbiamo fatto come i passi che avevamo fatto prima. Dunque penso che una sfida, una crisi è sempre una sfida e un'occasione di rinnovamento. Il collegio ha rappresentato il concretizzarsi delle minacce di mia mamma, di mio papà. Avevo dei comportamenti provocatori che sembrava che cercasse proprio questa cosa del collegio. Mi ricordo ancora quando ho costruito la mia prima fionda e mi divertivo andare in giro a spaccare le lampade, a rompere i vetri. Gli internati sono altri luoghi privilegiati per gli abusi. Qui siamo a Maroggia, oggi ambito complesso abitativo in riva al lago. Negli anni di cui parliamo, Collegio dei Salesiani. Era il 1965 e l'11enne Bruno, altro nome di fantasia, lo ricorda come un carcere dove vigeva un regime di paura e castighi. Ci racconta della sua irrequietezza e indisciplina, delle punizioni. E quel weekend io non sono andato a casa e dovevo dormire in questo
dormitorio che era molto grande e già da solo, insomma, io piangevo. Poi è arrivato di notte questo prete che ha fatto quello che ha fatto. La definirei una violenza brutalissima. Capelli che mi venivano strappati, io agganciato al letto. E questo è successo alle 3 di notte, perché mi ricordo che ho sentito le campane e questa cosa mi ha segnato. Io non riuscivo più a dormire, se sentivo le campane andavo in tilt. Capitava che io restassi sveglio apposta fino alle 3 per evitare quel momento, perché sennò non dormivo più, non riposavo più. Porta ancora addosso le ferite Bruno per un episodio che gli ha avvelenato l'adolescenza e la vita adulta. Dopo 50 anni di terapie oggi si definisce un sopravvissuto più che una vittima. Ha investito la vita in qualcosa di costruttivo che è l'arte. Lei sa o ha avuto sospetto che magari non era l'unico? 2 o 3, forse 4 usciti dal collegio, ma uno in particolare che lui, come ho nominato il collegio, ha cambiato subito discorso, ha chiuso subito, è andato via, ho detto parla mia da che roba. E non va bene, perché così tu soffochi tutto quello che hai vissuto, non lo affronti e poi magari inizi a bere, puoi anche tentare il suicidio. Lei non ha mai raccontato questo ai genitori o ad altri? Io non ho mai raccontato, ai miei non ho mai detto niente, anche se penso che mia mamma qualche sospetto che fosse successo qualcosa di grave ce l'aveva. Bruno il suo abuso l'ha denunciato. Altri ex allievi del collegio, dopo aver sentito la sua testimonianza alla nostra radio, si stanno facendo avanti. E risale poi al 1978 un caso noto alla giustizia, condannato in contumacia l'allora direttore del Don Bosco che, prima del processo, riuscì però a lasciare la Svizzera. Bruno ha preso coraggio e pochi anni fa si è rivolto alla Commissione diocesana per gli abusi. È nata nel 2009, ma fino alla pubblicazione del rapporto storico ha raccolto solo 4 segnalazioni. Incontriamo il suo portavoce, il diacono e psicoterapeuta Dante Balbo. Io credo che il Ticino sia un territorio in cui ancora permane un'idea della Chiesa come qualcosa da proteggere. Io ricordo le testimonianze di persone che ci hanno raccontato della loro storia, dei loro abusi e del fatto che i familiari stessi hanno detto no, ma non si può dire, ma poi questo qui è una brava persona, ma no, ma cosa dici? Cioè, addirittura non venivano creduti, no? Per cui c'è una sorta di protezione che probabilmente altrove non c'è più. La commissione sottostà alla curia con dei consulenti esterni. Accoglie, ascolta, se i casi non sono prescritti si rivolge alla magistratura, risponde alle richieste delle vittime e se lo vogliono, le aiuta a richiedere un risarcimento. Può fare di più? Perché se Bruno si è fatto aiutare, Agata ed Elisabetta no. Forse ci vuole più facilità a trovarli, più trasparenza, più indipendenza. La commissione non è fatta di ecclesiastici, sono una giurista, 2 psicoterapeuti e adesso siamo in un momento di rinnovo della commissione e stiamo cercando anche altre persone che siano il più indipendenti possibile. Siete comunque persone, certo, laici, però comunque legati alla Chiesa. Magari per qualcuno che ha subito degli abusi proprio all'interno della Chiesa, non è il passo più semplice da fare. Sono d'accordo, io credo che la possibilità di rivolgersi a queste antenne indipendenti e comunque professionisti sia un altro possibile passo. La pubblicazione del rapporto storico e la copertura mediatica hanno fatto balzare in avanti le segnalazioni di abusi, anche in Ticino. 10 nuovi casi giunti alla commissione diocesana, altrettanti al gruppo di ricerca,
altri ancora direttamente a noi. E il sommerso è ancora ampio. Per le storiche non è che la punta dell'iceberg. Abbiamo trovato molti più casi di quelli che la Chiesa ha comunicato finora. E siamo arrivati a questa impressionante cifra di 1.200 abusi commessi dal 1950. Si tratta di casi di cui la Chiesa era a conoscenza, lo possiamo dimostrare, ma che ha taciuto. Dazu kommt, dass wir wissen, dass Sappiamo che sono stati distrutti dei documenti, quindi non è venuto tutto alla luce, c'è ancora da indagare. E poi finora abbiamo potuto esaminare solo una parte degli archivi. Infine sappiamo dalla ricerca sul campo che solo pochi casi vengono documentati, messi per iscritto. Ecco perché è importante per noi appoggiarci alle interviste delle vittime o di chi le conosceva ed era al corrente. Per noi, per esempio, è molto importante l'archivio della Nunziatura Apostolica, perché le diocesi dovrebbero segnalare a Roma i casi sospetti di abuso sui minorenni e in particolare dal 2001 c'è l'obbligo di farlo. E quindi, dove noi abbiamo constatato la distruzione di documenti, come è il caso del Ticino, consultare l'archivio della Nunziatura potrebbe aiutare a far emergere i casi non noti. La ricerca continuerà per i prossimi 3 anni, andando a interrogare gli archivi delle scuole, degli ordini religiosi, dei movimenti cattolici e appunto, si spera, quelli dell'Annunziatura, la rappresentanza diplomatica della Santa Sede. L'accesso finora era negato, in base alla Convenzione di Vienna. Gli archivi sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino. Ma una nuova richiesta ufficiale è stata di recente inviata al Vaticano tramite il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Il tutto per scalfire questa cultura del silenzio. Mi domando, alla luce dei fatti finora appurati, se non si sarebbe dovuto informare e chiedere l'intervento del vescovo prima di rivolgersi ad altri. Inizio 2004, l'appena nominato vescovo Grampa si rivolgeva alla comunità di Gordola. Il caso riguardava il loro parroco, arrestato in flagrante, grazie ad una criticata trappola attesa dagli inquirenti. Usarono come esca la ragazza vittima delle sue attenzioni sessuali. Ma furono anche o soprattutto le parole del vescovo a far discutere e divennero emblematiche per un certo agire dell'autorità ecclesiastica. Prima la Chiesa, poi lo Stato, poi le vittime. Eccolo qua. E lui? E lui? Durante la nostra inchiesta ci hanno contattato in diverse persone a segnalarci altri casi sottovalutati, sacerdoti spostati. Come quello dell'ex arciprete di Chiasso, condannato con la condizionale nel 1998 per ripetuti atti sessuali su fanciulli, e non era la prima volta. Ce ne ha parlato chi lo ebbe quale responsabile dell'internato al Collegio Papio negli anni 70, che lo andò a cercare dopo la condanna e lo identificò in una comunità pastorale del Milanese a contatto con i bambini. E scrisse in diocesi: Vi prego di non lasciarlo avvicinare ai bambini. Sì, ecco. Ho frequentato il Collegio Papio ed ero un allievo interno quando tale originario di Bergamo si occupava di noi ed i ricordi purtroppo non si cancellano. Chiedetegli che cosa è successo a Chiasso. E quello è il 2010. E loro non hanno mai risposto. Mai risposto. Sono casi che riguardano più episcopati. Avremmo voluto confrontarci con chi ancora c'è, con il vescovo emerito Monsignor Grampa, che al telefono però declina l'invito. Voglio guardare avanti, ci dice. Oggi e in particolare dal 2019 la collaborazione con le autorità statali è stata rafforzata. Per i vescovi c'è l'obbligo di denuncia. Diversi casi sono effettivamente stati segnalati dai vescovi direttamente alla magistratura. Per l'attuale amministratore apostolico è chiaro, le cose oggi non sarebbero più gestite così. È una cosa generale di mentalità e la mentalità è cambiata e così si può andare avanti. Abbiamo capito anche le dinamiche della pedofilia, per esempio, no? Una malattia così
uno che veniva e piangeva davanti al vescovo non succederà mai più, si sa che questo non è vero o quasi non è possibile quando è davvero pedofilia. Dunque abbiamo imparato anche dalla scienza, non può semplicemente dire non succederà più. Non è possibile, abbiamo troppe prove che è successo di nuovo e dunque questo ci aiuta anche noi. Ci sarebbe oggi qualcosa che la Chiesa, un passo che la Chiesa potrebbe fare per riconciliarla? Cioè qualcosa dentro di me è insanabile, io credo. Cioè io ho proprio sfiducia. Penso che sono cose che comunque devono venire fuori. Però poi dall'altra parte è un po' proprio come lottare contro i mulini a vento. Se nessuno dice niente, nessuno fa niente, non si metterà mai a posto niente. E quindi ecco, è il mio contributo. Questo dunque è il servizio inchiesta di Francesca Luvini e Gaetano Agueci. Ne parliamo con due ospiti. Buonasera e benvenuto a Monsignor Alain de Rémy. Buonasera. Che è amministratore apostolico della diocesi di Lugano. Buonasera e benvenuto a Stefan Lobacher, che è responsabile dell'Ufficio Nazionale per gli Abusi in ambito ecclesiastico. Buonasera. Allora, buonasera e benvenuti a voi. Partiamo dalle vittime che abbiamo sentito nel servizio. Evidentemente si tratta di situazioni molto dolorose. Lei, Monsignor de Rémy, ne ha incontrate alcune tempo fa, anche in tempi più recenti. Come ha vissuto questi incontri, considerato il fatto che si tratta di persone che possono avere un risentimento nei confronti della Chiesa come istituzione? Allora provo sempre un rispetto enorme nei confronti della persona che viene a raccontare qualcosa doloroso ma anche molto intimo. Certo. E dunque suscita in me anzi quasi ammirazione per la capacità e il coraggio di dirlo in più a una persona che ricorda l'autore del fatto. E dunque questa ammirazione, questo rispetto immenso per le persone che osano, che fanno il passo, che vengono e raccontano, è davvero... Poi la seconda cosa molto forte che provo è preoccupazione, inquietudine su di me, cioè nel modo in cui scelgo le parole, come parlo e come agisco poi. C'è questa preoccupazione del far giusto e bene, e di non ferire di più. Di più, certo, evidentemente. Ecco, le persone che scelgono di incontrarla, cosa si aspettano? Immagino che ci siano cose molto diverse, no? Forse c'è chi si aspetta delle scuse, c'è chi magari addirittura può avere il coraggio di chiedere di incontrare la persona che ha abusato. Ecco, da un punto di vista delle aspettative con cui le persone la incontrano. Molto diverse. Alcune volte vogliono sempre averlo detto e che lo abbia sentito la Chiesa, cioè quelli rappresentanti della Chiesa, averlo detto. Altri vogliono sapere come è andato avanti, vogliono vedere negli archivi come è stato trattato il loro caso, la loro situazione. Altri vogliono anche un riconoscimento, cioè una lettera o qualcosa che dice sì. È successo. È successo, è vero, e poi noi lo sentiamo, lo accolgiamo e dunque poi il risarcimento anche, perché tanti hanno avuto tante spese anche di psichiatra, di psicologo, e questo quando sanno, ma sono pochi che vengono proprio per il risarcimento, ma quando spieghiamo loro che c'è anche questa possibilità, la colgono, perché certo. È anche un segno. È solo un segno, ma anche talvolta corrisponde a una realtà materiale. Certo, magari poi ne parliamo più avanti. Adesso si diceva nel servizio, le casse sono vuote, però bisognerà trovare il modo di rifinanziare questi fondi per il risarcimento delle vittime. L'abbiamo appena deciso in conferenza episcopale l'altro ieri. Sì. Ah, ecco, sì. Questa è una buona notizia.
Allora, lo sappiamo, gli abusi sessuali non sono avvenuti e non avvengono purtroppo soltanto all'interno della Chiesa, ci sono state le società sportive, c'è la scuola, ci sono le famiglie, purtroppo. Ecco, c'è uno specifico che riguarda il modo in cui questi abusi sono avvenuti dentro la Chiesa cattolica? Nella Chiesa gli abusi sono sempre anche un abuso di potere e avvengono in dei forti relazioni di fiducia religiosa, fiducia profonda nella Chiesa, nel ministro sacro, e perciò sono precedute e seguite anche da un altro aspetto che chiamiamo abuso spirituale, cioè è un abuso di un'autorità religiosa, spirituale, per poi procedere ai reati sessuali. E bisogna dire che stiamo di fronte a un'istituzione religiosa che agisce globalmente, che ha 2000 anni di storia, che è potente e dove le persone fedeli più vulnerabili sono stati minacciati e abusati, e i loro perpetratori invece si sono sentiti al sicuro, tante volte protetti dai loro confratelli, dai superiori. E l'insabbiamento dei casi è avvenuto non solo per proteggere il nome della Chiesa, come lo fanno anche altre organizzazioni per motivi economici, per esempio non si vuole che viene fuori lo scandalo, ma è stato fatto da ministri sacri per motivi religiosi, per tutelare l'immagine religiosa della Chiesa, forse anche l'immagine di un Dio misericordioso, perché non si mette più insieme le cose se i ministri sacri ordinati da Dio stesso commettono questi crimini. Certo, possiamo forse dire che la cultura del silenzio unita allo spostamento dei preti, perché la pratica era spesso questa, cioè un prete problematico veniva spostato in un'altra sede, è stato forse l'aspetto peggiore di questa vicenda, nel senso che ha permesso il ripetersi degli abusi, perché no? Dopo lo spostamento uno andava avanti. Ecco, non so, Monsignor De Remy. Non so, non ero lì per sapere per quale ragione veniva fatto così. Una delle spiegazioni possibili è il fatto che non si rendevano conto della gravità e della dipendenza che era nella persona. Anche uno che è stato condannato dalla giustizia civile veniva poi reinserito, ma anche dal punto di vista civile veniva accettato. Dunque era un'altra epoca, un altro modo di fare, del tutto sbagliato quando si vedono le conseguenze nelle persone vittime. Certo. E penso che oggi, spero di cuore, e penso che qui in Svizzera siamo diventati davvero coscienti che questo non si può mai fare. Certo, è sicuro che si trattava di un altro mondo. È anche vero che, diciamo, rispetto ad altri ambiti, forse l'aspetto del silenzio, della segretezza era più forte in ambito ecclesiale. Eh sì, perché questo ha anche a che fare con la cultura, con la società che è cambiata, sì, ma anche a che fare con dei tabù molto forti, tabù religiosi, tabù sulla sessualità. E se già la sessualità in sé è un tabù, a maggior ragione la sessualità del sacerdote è una cosa impensabile, inimmaginabile, che poi, se non si può pensare che anche un sacerdote ha dei desideri sessuali, è una persona con una sessualità, è assolutamente impensabile, inimmaginabile che lui possa commettere dei reati sessuali verso minori o adulti. E quasi tutti sappiamo bene il detto che non si parla male del ministro sacro, del prete, non si parla male della Chiesa perché è un'offesa a Dio. E questo è un detto molto semplice, un insegnamento che si impara da bambini, che però ha poi un potere enorme ed è un ostacolo grandissimo per poi parlare. E nessuno voleva che si parlasse, nessuno aveva un interesse che queste cose vengano fuori, perché forse non si sapeva bene il danno che fa alle vittime decenni fa. Neanche nella medicina c'era la conoscenza di oggi, certo. Però i vescovi sapevano bene il danno che fa la notizia che viene fuori che uno dei suoi sacerdoti ha commesso questi crimini. Perché in ogni società negli ultimi millenni c'è
un tabù assoluto di toccare, di avere relazioni sessuali con minorenni. Cioè, questo non è una novità, si sapeva da sempre che non va. Certo, certo. Ecco, in proposito c'è magari una cosa interessante da dire. Spesso si è evocato il celibato dei preti come un possibile problema. Studi e verifiche recenti sembrano dire che non è così, che non c'è una correlazione diretta tra la condizione di celibato e quella di poi diventare un abusatore, no? Lobacher. Parlando con... È naturalmente un argomento molto vasto, ma vale forse la pena di dirla questa cosa. Allora, non c'è mai un motivo per cui una persona commetta un reato, un delitto sessuale. Le ragioni, i motivi sono sempre vari e complessi. Parlando con dei psichiatri, psicologi, nessuno mi ha mai confermato questo, che il celibato è il motivo o la ragione, perché solo perché qualcuno si astiene a delle relazioni sessuali con un'altra persona, non è che aumenta questo di per sé il rischio che commetta dei reati sessuali. Però, c'è un però, no? Il celibato è un'idea di poter gestire la propria sessualità soltanto, se l'idea è di poter gestirla soltanto con preghiera, con un po' di digiuno, con un po' di aiuto spirituale, l'idea che i sacerdoti vivono come una specie di angeli asessuali, allora lì diventa pericoloso. E diventa pericoloso l'idea di celibato come condizio sine qua non del sacerdozio se uno non riesce a viverlo, però non ha un'opzione, perché o vive di nascosto i propri rapporti, e questo è pericoloso, buttare tutto nel nascosto dei bisogni primari della persona umana. Non c'è un discorso sincero su ciò, perché se io lo dico al vescovo, il vescovo deve agire e io perdo il mio lavoro. E lì bisogna forse trovare un altro atteggiamento e un modo di esprimere. C'è un altro modo di trattare questo argomento. Il fatto che la sessualità sia molto di meno un tabù, non è più un tabù, cioè nella società, nel modo anche nel quale crescono i giovani oggi. E dunque sono questi giovani che arrivano oggi in seminario, che hanno già avuto qualche esperienza sessuale, che hanno forse o che hanno potuto parlarne. Certo. Anche nell'educazione ricevuta dai genitori, non sempre, ma questo argomento viene affrontato. E dunque questo aiuta tanto, penso che a far chiarezza, a capirsi se stesso e ad andare avanti nella coscienza di quello che si sta decidendo per la vita. Più avanti poi parleremo della formazione dei preti, ma volevo chiedervi ancora una cosa prima di continuare con il nostro secondo contributo di oggi. Si parla pubblicamente della questione circa dall'inizio degli anni 2000, no? Si parla di punto di non ritorno quando nel 2002 c'è stata la famosa rivelazione del Boston Globe su quello che è successo alla diocesi di Boston. Da lì via il tema è diventato incontournable, si direbbe in francese. In Europa un pochettino dopo, 2010 circa. Ecco, la Chiesa ha chiesto si è detta disposta ad aprire i suoi archivi, ha chiesto all'Università di Zurigo di fare delle ricerche, quindi ha fatto un passo di apertura nel 2021-2023, c'è stato il primo rapporto. Ecco, secondo voi si è arrivati in ritardo oppure questi erano i tempi per affrontare questo tema da noi in Svizzera, visto il ventennio precedente? Penso che nei confronti delle vittime siamo sempre in ritardo. Cioè una persona che ha sofferto perché non è stata accolta la sua sofferenza, non è stata creduta neanche, certo. E dunque perché la consapevolezza di poter parlare, di poter parlarne, di esprimersi, di raccontare, questo serve tanto. Tante sono le persone vittime che adesso parlano perché se ne parla. Certo. E dunque, questo è già il primo merito di questo studio, è che se ne parla e che le persone che soffrono, che sono rimasti chiuse, oggi hanno almeno un aiuto per riuscire a parlarne e a uscire dal silenzio. E a uscire dal silenzio e a uscire o a gestire meglio la loro sofferenza, perché la sofferenza rimane sempre. Lobacher.
Bisogna anche dire che la conferenza episcopale svizzera è stata tra le prime a introdurre una commissione di esperti subito nel 2001 che si è occupato nei primi anni di creare delle linee guida e da questo punto di vista ha agito velocemente, sì, presto. Però forse bisogna dire in retrospettiva che ci si è accontentati un po' troppo che sulla carta abbiamo buone linee guida sin dall'inizio, però poi a metterle in pratica, perché queste linee guida quasi nessuno li conosceva nei primi anni. Cioè io ero in seminario in quegli anni e nessuno se ne parlava mai. Cioè io non sapevo neanche che esistono. E lì sì, che si faceva ancora fatica, no? di cambiare prospettiva, perché la Chiesa è sempre stata una Chiesa maestra, è stata lei a insegnare a tutti cosa è peccato, cosa è buono, cosa è giusto, no? Qual è la volontà di Dio e adesso deve essere lei a imparare, a riconoscere che ha bisogno di aiuto, che non ce l'ha fatta sola a cambiare e a voltare pagina e perciò ci vuole molto tempo, e forse anche troppo per capire che non sta più al di sopra dello Stato, del re, della società. Allora,